Vediamo un po', c'è un maggiolino. Chissà che cavolo è successo qua. Maserati, questo ambiente. Cosa abbiamo qua? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sempre qui Willboot21, un siciliano in Cina. E oggi iniziamo, per dire, una nuova rubrica. La mia intenzione è fare proprio dei video dedicati alle macchine in Cina. Perché secondo me le macchine, la cultura automobilistica di un paese, un po' come anche la cultura culinaria, la storia in generale, anche il modo di vestirsi, è una componente molto importante per capire bene cosa gira nella mente delle persone, anzi di queste persone che abitano molto lontano da noi. Però niente, voglio fare questo esperimento sulle macchine in Cina. La Cina ha una cultura automobilistica veramente, completamente diversa dalla nostra. Prima di iniziare vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale attivando la campanellina. Per prima cosa, regola numero 1 importantissima da ricordare: targa blu, macchina normale; targa verde, macchina ecologica, motore elettrico. Tra l'altro c'è così tanta gente in giro, perché solitamente a quest'ora in Cina non è che girino molte persone, perché siamo proprio nella Golden Week, proprio la settimana che contraddistingue la festa nazionale cinese, che inizia l'1 ottobre. Tra l'altro quest'anno si festeggia il 75esimo anniversario. Obiettivo del video sarà quello di percorrere tutta questa via che abbiamo di fronte a noi, in questo caso si chiama Yalujiang Dongzhe, e vedere un po' che tipo di macchine incontreremo parcheggiate lungo la strada. Inoltre è molto interessante notare come i cartelli delle strade presentino la direzione, ovvero nord e sud. Questo è molto importante per non perdersi veramente. Per quanto riguarda Shenyang e per quanto riguarda questa via che percorreremo, andremo da sud verso nord. Più andiamo verso nord, più la città diventa, diciamo, povera, si impoverisce. Questo non è un dramma, però è anche interessante farsi questa passeggiata considerando questo aspetto. Quindi iniziamo. Ovviamente è pieno di biciclette e motorini elettrici che non mi interessano perché sono proprio di un anonimo incredibile. Questi invece sono scooterini elettrici, sempre noleggiabili. Ok, partiamo subito col botto, una Lexus, una GX 460, quindi questo è il marchio che noi conosciamo abbastanza bene. Per poi passare subito a una BYD, che in cinese proprio si chiama BYD, e poi l'acronimo diventa Build Your Dreams. Macchina che a me non dispiace, ovviamente è elettrica, targa verde. Ai cinesi piacciono, questa qui è una Toyota, ai cinesi piacciono le macchine molto voluminose, anche perché le strade sono abbastanza grandi, Oh, qua c'è una bella sfilza di macchine parcheggiate, quindi vediamo un po'. Allora, velocemente: MG, Ford, Chevrolet, BMW, Honda, Hyundai, un'altra Honda lì, una Toyota da quella parte. Qui abbiamo invece Volkswagen. Le Volkswagen hanno dei nomi molto simpatici, perché ad esempio qui c'è anche un super Mercedes. Questa Volkswagen si chiama Sagittar. Inoltre fateci caso, le targhe cinesi hanno sempre un carattere iniziale. Per esempio qui c'è scritto il carattere di Liao, che è lo stesso carattere della provincia dove ci troviamo in questo momento, ovvero il Liaoning. Quindi vuol dire che questa qui è una targa immatricolata proprio in questa città. Tra l'altro ottenere una targa in Cina non è così semplice, qui è molto più semplice rispetto a città come Pechino e Shanghai, dove le targhe si ottengono con la lotteria. Non mancano le macchine dai colori un po' sgargianti, questo fucsia Hello Kitty. Qui cosa abbiamo? Io sono un po' ignorante poi in macchine. Questa che marchio è? Tra l'altro i cinesi mettono il numero di telefono.
Guardate questa Volkswagen come l'hanno ridotta. Una Tiguan, Honda, Nissan, un'altra Tiguan, Toyota. Questa che marca è Buick, comunque una Excel, Hyundai Elantra. E qui c'è una Maserati. Orgoglio italiano. Audi. Una Smart, no, questa qui non è una Smart, sembra una Smart ma non lo è. Vediamola nella sua bellezza. Questa non è una Smart, sicuramente è un marchio. A me lo conosco a lui. Una K, secondo me è saltato un numero qua. Chundiendong. Continuiamo il nostro giretto. C'è sempre dello street food in giro. Comunque, questa non è che è una zona extra lusso, ma i marchi tedeschi vanno veramente fortissimi. Basti pensare che proprio in questa città ci sono 2 fabbriche della BMW molto potenti qua in Cina, che adesso non voglio dire una cavolata, ma producono solamente per il mercato interno, cioè le macchine vengono fatte qui, non vengono poi esportate negli altri paesi. Audi, qui abbiamo una Tesla da un colore molto sgargiante, devo dire. Carino questo colore. Questa che macchina è? Una Jetour X70 Plus. E questo è un marchio abbastanza comune in Cina, Haval. Ve la faccio vedere, questa bellissima Haval. E poi di nuovo Toyota. Questa forse è una BYD. Qua abbiamo una Ulian. C'è scritto Ulian. Qua c'è scritto Shanxin Tongyong Ulian. Ok, quindi il marchio principale è Ulian. Hongguan Mini EV. È una macchina elettrica carina, secondo me. Ci sarà sicuramente bisogno della patente per guidarla. Sicuramente si ricarica da quel tappo che c'è sul logo. Poi ci sono pure dei camion che veramente, cioè, da combattimento, ma sono stati creati per battagliare. È facile notare che, ecco, questo qui è il vecchio logo di BYD, per esempio. Proprio semplice, forse proprio con quel carattere hanno voluto accorpare tutte le 3 lettere e fare qualcosa di più internazionale. Qui non so che cosa abbiamo di fronte, è un macchinone gigantesco, una cosa che in molte città italiane avrebbe difficoltà a transitare. Una Way, una Kia Rio, bellissima. Una Jeep. E abbiamo di nuovo questo marchio, Laval. Ecco Laval in tutto il suo splendore. Poi abbiamo questi obbrobbi qua, ma per i cinesi la cosa più importante
e muoversi a tutti i costi. Un Opel Astra, non chiedetemi i modelli perché non sono così ferrato. Una Volkswagen La Vida, bellissima questa Volkswagen La Vida. Questo marchio Dongfang Ruchan, non so che cosa sia, mai visto in vita mia, accanto a una Toyota. BYD, Ford, Nissan, Toyota, Volkswagen. Io le Volkswagen devo vedere come si chiamano perché mi fanno troppo ridere le Volkswagen. Ecco, Volkswagen Sagittar e qui abbiamo una Volkswagen Lamando GTS, bella rossa Ferrari, bellissima. Mercedes, questa si chiama Buick o no? Qui c'è un bel furgoncino della Heisch, se non sbaglio si chiama Leone di Mare, un gioiello. Questo qui secondo me è indistruttibile, veramente. Una Volkswagen Passat normalissima, una Hyundai Verna. Mi raccomando, fammi sapere se ti sta piacendo il video, supportami con questo cavolo di mi piace. Abbiamo un Mitsubishi Pajero, i taxi qua sono tutti della Hyundai, sono spesso Hyundai Celesta con questo modello qua. Ford, sto vedendo tante Ford oggi, le macchine tedesche non mi sorprendono proprio, ma le Ford mi stanno sorprendendo. Non vedo Fiat. La Wuling. Fantastico Range Rover con accanto il cugino Haval, e c'è, non ditemi che è la Suzuki Alto Works perché meraviglioso, il Suzuki Alto Works, Gran Turismo 2, Gran Turismo 3, e non si capisce da qua, non c'è scritto il nome, se qualcuno lo sa mi faccia sapere. È un'altra Haval, la Wuling, fantastica ragazzi, macchina eccezionale. E questa macchina blu, questo blu elettrico, una BMW con accanto una Ford, un'altra BMW ragazzi. E questo che marchio è? Vediamo un po'. Qua mentre c'è la fornagella, un po' caldo. Questa è una Great Wall, una muraglia cinese, una utilitaria normalissima. Quando finisce sta via? Le vie cinesi sono veramente gigantesche. Guardate questo colore di questa BMW. Che poi qua è veramente comune comprarsi una macchina e metterle sopra una specie di adesivo per cambiare il colore, ma temporaneamente, proprio per non verniciarla. Lo fanno in moltissimi. Carrellata velocissima.
siamo arrivati a un incrocio. Suzuki. E questo attenzione ragazzi, attenzione, che tra l'altro vi faccio vedere. Per i cinesi è molto comune lasciare il proprio numero proprio sul cruscotto, in modo tale che se dovessero posteggiare in una zona sbagliata, diciamo, della città, del quartierino, possono subito ricevere una chiamata, scendere e spostare la macchina. Questa è una prassi abbastanza educata, civile, che viene eseguita qua in Cina. Qui c'è un lava auto automatico H24, ci sono anche i meccanici, ci sono anche delle vie che sono interamente dedicate ai meccanici. Vediamo un po' com'è un'officina in Cina. Macchina appena lavata, bella pulita. E questo è un lavauto, non è automatico, è proprio self-service. Tutta sta insegna un po' di Castrol, sì o no? Una Peugeot, il cane sotto la Peugeot si trova al sicuro, si sente al sicuro. Vediamo un po' che Peugeot è questa qua. Questa è una Peugeot 307. Con accanto una Volkswagen Passat abbastanza vecchiotta. Qua è proprio pieno di meccanici, proprio questa qui penso proprio sia una di quelle tipiche zone dedicate alle macchine, alla riparazione delle macchine. Ah, bellissima questa Mazda, un po' diroccata, questo rosa Palermo. Angelscom. Taxi con le bandiere cinesi proprio per celebrare la festa nazionale. Questo è un taxi elettrico BYD, per esempio. Allora, vediamo qui dietro questa BMW, c'è questa macchina verde di questa marca che sinceramente non conosco, però non so perché vanno troppo di moda questi gechi adesivi sopra le macchine. Tra l'altro qua c'è scritto Xinshou, ovvero nuovo, cioè nuova mano, che però non capisco se è riferito al fatto che la macchina sia nuova o al fatto che il guidatore sia nuovo. Secondo me è la seconda opzione. Una Mazda abbastanza nuova. Questi qua sono palazzi molto simili a quelli dove abito io. Mi piace un sacco il colore del sole su questi palazzi molto alti. Un effetto veramente molto bello. Ah, c'è un maggiolino, però un maggiolino modello semi nuovo, diciamo. E questa che marca è? Baojun. Una Baojun. E questa? Che marca è questa? Produced by Mitsubishi. Ma è incredibile questa Volkswagen Santana. Cioè questa è Santana Vista. Attenzione, la Santana Vista. E questa è, cioè, non so se è vera, sono è la macchina dei controllori, diciamo, del mercato, cioè quelli che vanno
a vedere un po' le bancarelle come sono disposte in giro per la città e così via. Sì, proprio sembra una macchina proprio ufficiale dei controllori. In tutto questo nessuna Fiat all'orizzonte, nessuna Fiat. Abbiamo visto una Peugeot ma nessuna Fiat. Molto bene. Citroën. Poi ai cinesi piace un sacco mettere dentro questi adesivi, poi spesso mettono pupazzi, abbelliscono la macchina in maniera molto stravagante. Macchina elettrica che non è BYD, questa è una Li. Vediamo bene come si chiama da dietro. Una Lysian, ok? La Lysian One. E non è male, Per gli appassionati delle macchine elettriche questa non sarà per niente male. Non preoccupatevi per gli alberi, sicuramente hanno passato la vernice, una vernice che protegge gli alberi durante l'inverno. Tra l'altro, cioè, ragazzi, qua si fanno le plebo agli alberi, quindi tutto normale, tutto sotto controllo. È simpatico il fatto che sto facendo un video sulle macchine ma sto camminando più di 1 chilometro, che non è niente in città come questa, però posso capire che per voi è una distanza notevole, estremamente notevole. Qua c'è un camion di questa marca incredibile, CNHTC. Io non so se riuscite a vederlo, ma qua ci sono dei ragni che fanno una paura. Si è mosso, mamma mia, fanno paura. Queste scatolette qua invece sono paragonabili, diciamo, alle nostre minicar che abbiamo in Italia. Si possono guidare, tra l'altro, secondo me senza patente, infatti non sono targate. Vi faccio vedere l'interno. Sono macchine da battaglia, spesso usate in prevalenza da gente anziana per muoversi nei dintorni, nelle zone più vicine alla propria casa, che so, per andare a comprare qualcosa, per fare la spesa e così via. Alcuni proprio le guidano fieramente, quindi per alcuni anziani è proprio uno status symbol. Un'altra BYD, sempre elettrica ovviamente, una Volkswagen ridotta un po' malino, senza nome, una Kia Sportage, un super camion UAZ, come sempre il numero messo là sopra, con un divano accanto, oppure il cesso, la spazzatura, è perfetto, è un appartamento praticamente. Un'altra Citroën, questa è una marca quasi aliena. Vedo spesso in giro questi mini, diciamo, furgoncini, che sono dei mini pullman, possono contenere massimo 8 persone. Questo tipo di vetture sono molto tipiche in Cina. Un altro meccanico. Altri meccanici. Qua proprio autotuning, guardate qui i cerchioni. Questo non so cosa sia, sono verdure. E qua tutte macchine un po' diroccate, perché qui è tutto meccanici. Sì. Ecco qua.
Vediamo pure questa piccola discarica di auto. Ma chissà che cavolo è successo qua. Mamma mia, madre de Dios. Ecco, molti taxi hanno comunque, lo possiamo scoprire da questo, il metano, cioè vanno a gas, non vanno a benzina. È metano, giusto? Penso proprio di sì. Molto bene, questa Haval ha preso un bel colpo, speriamo tutto bene a casa. E qua ragazzi inizia proprio una zona, fino a là sotto sono tutti meccanici o lava auto. Anzi, proprio questo qui è proprio il luogo dove proprio incollano quelle pellicole sulle macchine. Infatti Zice TMO, dove TMO vuol dire incollare, in due caratteri, incollare, mi stavo ammazzando, incollare la pellicola. E invece qua c'è un camioncino della Forland, finalmente un furgoncino della Iveco, ragazzi, eccoci qua, fantastico, bellissimo. Qua c'è una Jeep abbastanza vecchia. Ecco qui il furgoncino della Iveco. E qua sono tutti, quasi tutti, tranne qualche piccolo mini market, sono tutti locali adibiti alle auto. Tra l'altro 3 macchine rosse di fila. E qua c'è tutta una sfilza di meccanici, di officine, che a me ricordano molto l'officina di mio nonno e di mio zio. Questo ambiente molto all'antica, chiamiamolo così. Qua stanno colorando lo scuolabus. Gli scuolabus sono molto simili a quelli americani, come avete visto. Qua c'è un bellissimo salottino, però l'odore della vernice, dei motori, dell'olio è sempre molto bello, cioè a me piace. E forse ho visto qualcosa di speciale, quasi arrivati a fine via, Vediamo un po'. E attenzione, attenzione, cosa abbiamo qua? Non lo so ragazzi, io non ne capisco molto, ma questa è una macchina inusuale da trovare in Cina. Wow. Quindi nei commenti per favore ditemi secondo voi che macchina è. Ma c'è pure il clacson all'antica, oh. Mamma mia. Vediamo gli interni. Minchia, una discarica è diventata sta auto. Sarà piena di topi. C'è anche una ragnatela là. Però veramente veramente non mi aspettavo di trovare un'auto del genere proprio in quest'ultima parte di questa via, ma una cosa veramente incredibile. E niente ragazzi, proprio davanti a questo buonissimo ristorante di piatti tipici del Dongbei, del nord-est della Cina, posso dire che il nostro giro finisce qui. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, questa mia nuova fantastica idea per portare contenuti inediti sul mio canale. Vi invito a supportarmi con un mi piace e a iscrivervi al mio canale attivando la campanellina, e magari io in questo momento sono sempre a Cheyenne,
tramite Google Maps, Baidu Maps, qualsiasi Maps che voi conosciate, consigliatemi una via dove potrei andare a farmi un giro e vedere un po' le macchine che ci sono lungo le strade delle città cinesi, in questo caso Shenyang, ma potremmo pure andare in altre città, non sarebbe una brutta idea. Detto questo, alla prossima, ciao!